È una notizia che sta provocando una fortissima commozione in tutta la comunità, una comunità che da giorni vive uno stato di grande angoscia. Una settimana di ricerche, di mistero, di speranza e poi la notizia terribile che raggiunge il suo paese attonito. Giacomo Sartori è morto, trovato stamane a un centinaio di metri dal luogo dove era stata rinvenuta l'auto del trentenne tecnico informatico bellunese di Mel che lavorava a Milano e svanito nel nulla giusto 7 giorni fa dal capoluogo lombardo. Il corpo di Giacomo era in una cascina nella zona di Casorate I, nel lembo di terra a cavallo tra le province di Pavia e Milano. È stato trovato impiccato con un cavo elettrico. A Borgo Valbelluna i cittadini attoniti e in silenzio. Il sindaco chiede rispetto per la famiglia. Come amministrazione ovviamente raccogliamo il sentimento di tutti i nostri paesani, un sentimento unanime, e ci stringiamo con grande affetto attorno alla famiglia di Giacomo. E nel partecipare a questo dolore di familiari, di amici, dell'intera comunità, chiediamo però a tutti adesso un rispettoso silenzio. Restano però ancora molti gli elementi da chiarire per i carabinieri del nucleo investigativo di Milano, a partire dal fatto che l'area dove si trova la cascina era stata battuta palmo a palmo per tutta la giornata di ieri, mentre i vigili del fuoco erano convinti di trovarlo ancora vivo. Giacomo era scomparso dopo aver trascorso la serata con alcuni amici in un locale in zona Porta Venezia, nel capoluogo lombardo. Proprio nel bar era avvenuto il furto dello zaino del giovane con all'interno il computer aziendale, un episodio che, a detta dei conoscenti, l'aveva molto turbato. Svanito nel nulla da quel momento e con l'auto ritrovata a 21 km di distanza in una zona che non aveva mai frequentato.